Perché questo incontro a Verona? Abbiamo invitato oggi Massimo Bitonci, sindaco di Padova e presidente della Lega Veneta, per parlare di sicurezza. Penso che da quando è stato eletto Bitonci ha fatto della sicurezza uno dei suoi cavalli di battaglia. Però per cambiare la città devi essere presente sul territorio e devi sicuramente portare avanti le battaglie a favore dei cittadini. E penso che Bitonci, con la sua caparbietà, con la sua certezza di fare le cose fatte bene, sia oggi molto amato dai suoi concittadini. E per questo motivo noi siamo onorati di avere un sindaco della Lega come lui e sicuramente potrebbe essere un bel esempio, anzi è un bel esempio di come si fa il primo cittadino a tempo pieno. Oggi insieme ai nostri iscritti, ai nostri dirigenti, ai nostri militanti l'abbiamo voluto portare qua insieme a noi a celebrare appunto il suo buon amministrare, perché sapete bene che l'anno prossimo c'è una sfida importante che sono le comunali di Verona del 2017. E per le amministrative del 2016 come procedono le cose? Stiamo organizzando le liste della Lega un po' in tutta la provincia, abbiamo 24 comuni che vanno al voto, in gran parte sono pronti, i nostri iscritti sono molto motivati, grazie al lavoro di Zaia e di Salvini io sono sicuramente ottimista perché comunque vedo che i nostri amministratori uscenti hanno lavorato bene e quindi godono anche del sostegno dei cittadini. E poi abbiamo dei gruppi giovani motivati che sicuramente rappresenteranno bene i vari comuni dove andremo al voto. Un consiglio flash da parte del segretario provinciale? Lavorare sul territorio, incontrare la gente, come ha detto Bitonci, non stancarsi mai, cercare di fare la politica secondo quello che vuole la gente e soprattutto lasciare fuori gli affari dalla politica, che sono due cose assolutamente diverse e contrapposte.